L'istante, primo, bar sarà pochi, primo è l'istante, tanti all'istante. Ho sentito il mio amico, voleva, è chiuso, treni sono sabato e domenica aperto, hanno aperto sabato e domenica con 15 persone in casa, 500-600 euro, neanche materiale. È l'effetto psicosi coronavirus. Ristoranti e bar a conduzione cinese svuotati dalla clientela, eppure qui del temuto virus non c'è nemmeno l'ombra. Una situazione che sta mettendo in difficoltà un'economia fiorente. Una quarantina le attività di ristorazione presenti a Vicenza e immediata cintura urbana che vedono drasticamente calati i clienti, sebbene, spiega il presidente della comunità cinese, siano seguite tutte le misure. In Veneto anche, perché conosco quello che è tornato da Cina, hanno automatico isolante a casa, dopo 14 giorni esci. Cartelli sono appesi nei locali con le informazioni e i numeri di telefoni del medico e dell'ambasciata, una forte presenza quella cinese sul nostro territorio, 40.000 in Veneto, 5.000 quelli sparsi sul territorio vicentino fino a Posina, un'età media che va dai 30 ai 32 anni, in Italia per il 27% per studi, un 16% per lavoro, per il 34% impiegati nel manifatturiero, mentre il 31% nella ristorazione. Un'economia fiorente fatta di import ed export con il nostro paese, un legame, teme la Will, che con la comunità cinese ha rapporti, che il coronavirus, ma anche la sua psicosi, rischia di mettere alle corde. Si parla di imprese che comunque dalla Cina utilizzano alcuni prodotti per completare la produzione e perciò a cascata, se non arriva la produzione, ci saranno segnali di un po' di crisi, nuova crisi possiamo definire occupazionale legata a questo. Ripercussioni che si potrebbero avere anche sul piano turistico, con i 4 milioni di cinesi in visita nel nostro paese, con una capacità di spesa tra gli 8 e i 10.000 euro in shopping.